finalmente, ho una fame che non avevo. Cosa vedi? Guardate bene, non la vedo. Si può sapere cos'è che non vedi? Ma la coppa? Quale coppa? Qui non c'è nessuna coppa. La coppa è quella che hai detto tu prima. Qui non c'è nessuna coppa. Diversa, c'è una sola, la mia. Un attimo. Sarò fumato ma mi piaceva. Sarò fumato e mi piaceva. Se è stato servito vuol dire che te l'hanno portato. Dai, fuori la coppa. Cavalieri, ho detto cavalieri, non cavalieri. Ci mancava solo Merlino. Già non è storia semplice. Poi con Merlino diventerà Bianco, sono uno bianco. Ecco qua, cavalieri. Io non sono un cavaliere. Un cavaliere. Ma non mi può essere venuto davanti. E soprattutto servetemi la coppa che non va. Allora non hai capito niente. La coppa è un calice. Beh, allora vuol dire che lo darò. Bene, proprio non vedo. Adesso dire voi due, qui stiamo per cominciare una cosa, anzi di più, una storia, anzi di più, un romanzo, di più un'epopea. Anzi, più. No, qui dobbiamo comunicare. Una in senso metaforico, una metafora. La mia mano è una metafora, mi prende in giro. No, sto parlando seriamente. Saranno 15 giornate favolose. Anzi di più. Indimenticabili. Anzi di più. Allora, questo è il titolo, questa è la storia, questi sono i personaggi, le scene, i costumi, le musiche, dovrà essere una delle qui, e poi ancora qui. Sono mica scena. Dai, non ti sei bravo! Questo! Allora, ragazzi e ragazze, che stiamo per iniziare una avventurosa e affascinante storia che ci riporta a magie antiche ed epiche cavalleresche inglese, cioè la ricerca del Santo Graal. Ma lo sai vero cos'è il Santo Graal? Non c'è mai stato un autostrada. Cosa pensi adesso l'autogrado? L'autostrada è piena di autostrada. Perché sei così scemo che da sentire? Viene chiamato Santo Graal, il caso deve essere chiamato Santo Cristo, una storia affascinante che non cesserà mai di più. Merlino, mi raccomando, per svolgere bene la tua parte, per aiutarmi col successo, per narrare con sciarpo, per trasmettere, per essere incisivi, per lasciare un segno, è necessario che tu ti cali nei ruoli dei personaggi, che ti mettano nei loro panni, capito? Ho capito. Ciao, benvenuti in Italiano. Ciao ragazzi. Ciao!